arrivati anche qui, 121esimo comune. Oh, la pia che aveva partito! Oh, cara averla vista! Sono stufo di dare voti a chi che mi prendono in giro. Ha ragione. Gli ho dato il voto a Bossi, dico lei è un delinquente. Io sono iscritta al PD, devo dire, anche per un amico tuo. Ah sì, dai, sì, mi piace molto. Grazie. Molto. Qua andiamo che non andiamo bene, comunque andiamo avanti. Questi signori qua, se lei fa parte di questi, devono guardare in basso. Per piacere! Credo che i cittadini si rendano conto che c'è una classe dirigente nuova e giovane che certe cose le sta facendo. Certo, nessuno ha la bacchetta magica. Non c'è niente che funziona, ragazzi, perché non so quando incominciamo a far funzionare. Noi abbiamo votato per eliminare il vitalizio. Anche amico ha un fratello, rimane fratello indipendentemente dalle idee politiche. Poi se sei un leghista e lei è bravo, e beh, tanto di cappello. Invece qua che sei anche dei leghisti che non gli ha fatto niente. Ho detto che se uno è bravo, è onesto, è competente, può essere di qualsiasi partito. Tantissimi auguroni, io ti auguro veramente il meglio e vedrai che la burocrazia la eliminiamo dalla regione. Non ti ho mica detto tutto il programma, ho risposto a delle domande. Vorrei l'effusione dei comuni, ma le imporrei però, le imporrei, cioè sei sotto i 5.000 tifondi, dopodiché se ti fondi sei fuori dal patto di stabilità per i 5 anni successivi. Cioè la regione è zitta, ferma, sembra che non esista. Di fatto dove sei regione? Che fine hai fatto regione? Vuoi dirmi che pensiero hai sul tema piccoli comuni? Perché questi comuni qua non sopravvivono più, non ce la fanno più. Dove vivi? Dove sei, Zaia? Esisti? Batti un colpo. È possibile che i cittadini del Refrontolo vengano a scoprire adesso, a distanza di mesi, che la regione non ha presentato la richiesta di stato di calamità naturale per cui i cittadini del Refrontolo non hanno ricevuto risarcimento? Ma lo Stato ha detto chiaramente, attraverso anche le informative, che la regione doveva riconoscere lo stato di calamità naturale, perché altrimenti quelle risorse non arrivavano. E c'è chi sempre scarica sugli altri la responsabilità di errori propri. Qua si parla a tutti, sempre il nostro amico Zaia si apre la bocca perché semplificato ha fatto tutto facile. Io mi ricordo ancora la sensazione che ho avuto quando sono entrata in Parlamento, perché lì si erano sedute figure come De Gasperi, Nil Deiotti, per cui comunque sentivo il peso della mia responsabilità, però questa cosa qui non ha mai scalfito la mia normalità, la mia semplicità.